Si chiama questa tecnica? Killing. E come funziona? Allora, praticamente si prendono delle strisce di carta che io recupero tagliandole con la macchinetta per le tagliatelle, che mi fa le strisce da 5 mm e ci lavoro e mi faccio, vedete qua, sono praticamente dei rotolini di carta che all'inizio sono tondi, che poi andranno modellati a seconda dell'opera che si vuole eseguire. Qua ho fatto un boe e l'ho fatto tutta con questi semini di carta. Praticamente sono tutti unici e poi incollati uno all'altro. Mentre qua invece un'altra tecnica a goccia e con questi ghirigori che io chiamo così e ho eseguito un pavone. E lì invece che cosa c'è? Mentre questa è una calavera messicana in teschio. Avvicinati, avvicinati. Perché in Messico Vedo che ha anche degli inserti questa. Sì, qua ci sono cosa anche hai delle messo? perline Sì? per abbellire di più il Ma teschio. per farla rimanere così centrale, hai usato della colla o del Sì, materiale? Vinavil. Solo Vinavil. E per farla asciugare ci hai messo dei pesi oppure semplicemente No, è semplicemente appiattito già appoggiati sopra? come la esegui è già. Qua invece vedo dei ritagli su un foglio di cartoncino, Sì, come un foglio di li cartoncino intagliati. sono molto belli. Praticamente ho fatto il disegno e poi ho tutto intagliato Con un bisturi? con Cosa un hai bisturi usato? per la carta. Un bisturi per la carta, perfetto. E qui c'è una maschera sarda? Sì, è un mammutone. Un mammutone. Perfetto, hai usato il gioco del bianco e nero, come se fosse un rullino, no? Sì, come se fosse un negativo. Un negativo, bravo, non mi veniva in mente. Grazie. Niente. Poi verremo da te a vedere le tue opere Perfetto. scolpite. Grazie.